occupiamo delle novità editoriali in Campania, Lo Scaffale, a cura di Carlo De Cesare. Vediamo. Archivio storico della RAI di Napoli, Antonio Sciotti, enciclopedia del Festival della Canzone Napoletana, edito da Luca Torre. Nel panorama delle tante pubblicazioni, qual è la peculiarità di questo testo? Perché mi sono accorto che c'era una lacuna incredibile nella storia della musica napoletana, che era proprio quella degli anni 50-60, tanti testi sulle canzoni classiche fino ad arrivare alle Piedigrotte, alla rivista, quindi fino agli anni 40. Poi dopodiché si passa direttamente ai testi sui cantautori napoletani, quelli degli anni 80, Pino Daniele, Teresa Desio, Enzo Gragnanello, giusto per fare qualche nome. E quindi c'era questo vuoto e ho tentato di colmare questo vuoto appunto rappresentando, spero al meglio, il Festival della Canzone Napoletana, una manifestazione che in RAI, nata nel 1952 e terminata nel 1970. Il libro che è strutturato in due parti. La prima parte ci sono le cronistorie delle 18 edizioni del Festival della Canzone Napoletana e ogni festival c'è dettagliatamente la prima, la seconda e la terza serata, le classifiche finali e tutte le tabelle discografiche, tutte le copertine dei 45 giri dal 57, perché prima c'erano i 78 giri, fino al 1970. La seconda parte invece ci sono tutte le biografie dei 196 personaggi napoletani e non, anche degli stranieri, che hanno preso parte a questa manifestazione. Da domani l'Arzano Festival, 3 giorni di musica con giovani talenti.